Hanno srotolato uno striscione con su scritto no al ponte gli attivisti di Legambiente giunti al porto di Reggio Calabria a bordo della goletta verde. Nel corso della manifestazione è stato lanciato a favore dell'area un appello per uno sviluppo sostenibile. All'iniziativa hanno partecipato il presidente regionale di Legambiente Calabria, Antonio Morabito, la responsabile di Goletta Verde, Serena Carpentieri, e il componente del direttivo nazionale dell'organizzazione, Nuccio Barillà. Lo scorso 26 giugno, è scritto in una nota di Legambiente, dal CIPE sono arrivati i conteggi ufficiali per avviare l'infrastruttura e sono state individuate le risorse per la realizzazione delle grandi opere. Su 4 miliardi di euro stanziati, al ponte sullo stretto ne vanno 1 miliardo e 300. Per completare l'opera è stimato una spesa di circa 6 miliardi. Il ponte, ha ribadito Barillà nel corso della manifestazione, è in assoluto un'opera dannosa e non utile allo sviluppo dell'area dello stretto, tanto più in un regime a risorse limitate, in cui gli investimenti prioritari per l'area e per tutto il Mezzogiorno devono essere altri.